Oh! Oh! Lanciafiamme contro giocattolo indistruttibile! Ah! Sta bruciando! Ragazzi, guardate che cosa mi è arrivato! Lo vedete questo piccolo essere? È un giocattolo impossibile da distruggere! L'ho appena comprato e oggi, indovinate, proveremo a distruggere questo gioiellino! Ma adesso a noi due, bello! Andiamo a noi due! Ma prima, trasformazione! Ok, non intendevo con tutto questo fumo! Il dottor Crazy Style è pronto per mettersi all'opera! Pupazzo! Dove sei? Faremo una serie di test per vedere se questo piccolo resisterà. Iniziamo con il test numero 1. Le mani. Ok, dobbiamo riuscire a rompere questo giocattolo con le mani. Sarà dura. Guardate qui come si allunga, ragazzi. È veramente indistruttibile. E il bello è che la sensazione è come se si stesse distruggendo. Ok, ce la posso fare. Guardate. Guardate! Guardate! Oddio! Dove sta rompendo? Ragazzi! Ragazzi! Non si rompe! Ma sto coso è fatto d'acciaio, guardate! Ok, lo tiro, non entra più neanche nell'inquadratura. Mannaggia! Nulla da fare! È veramente impossibile da distruggere! Provo anche col ginocchio, ok? Ok, dai, distruggiti! E dai! Da notare che sono anche in pigiama, ma va bene! Dai, rompiti! Non si rompe ancora! Ok, giocattolo indistruttibile, hai passato il primo test. Lo abbiamo visto tutti, che tu sei veramente impossibile da distruggere. È veramente impossibile, ragazzi. Ok. Primo test superato, ma non ce la farai col secondo. Siamo arrivati alla scala. Lo so che per ora sentite un po' di eco, ma è grandissima questa scala. E proveremo a buttare il nostro pupazzo dal terzo piano. Signori e signori, siamo pronti a lasciare. 3, 2, 1. Pupazzo, cadi dal terzo piano. Oh cavolo, ragazzi, vado a prenderlo subito. Aspettatevi qua. Ragazzi, oh cavolo, ragazzi, gli è saltata la testa. Gli è saltata la testa. No, ma non basta. La testa era l'unica parte distruttibile. Ma dai, va bene, adesso tocca a noi. La testa è fuori. Manca solo il corpo che continua a non distruggersi. Ragazzi, siete pronti al terzo step? L'ho chiamato il martello. Ma prima vi porto con me nel mio studio. Ah, eccoci qua, casa dolce casa. Ma prima dobbiamo provare questa bella palla elettrica. 3, 2, 1. Ok, scusa palla elettrica, scusa. Abbiamo il nostro martello e abbiamo il nostro giocattolo indistruttibile. Abbiamo tolto tutte queste cose perché se no rischiavamo di rompere tutto con il martello. Poggiamo il nostro bell'animaletto qui. Ah sì, qui, proprio qui. Mettiamo i nostri occhiali. Signori e signori, andiamo con il primo. Vado a martellare il giocattolo indistruttibile. 3, 2, 1. Attenzione ragazzi, non sembra aver subito danni. No, non sembra proprio aver subito danni. Riproviamo, ma questa volta gliela daremo della punta perché da qua non gli ha fatto niente. Quindi 3, 2, 1.
Ragazzi, guardate il petto, l'ha tutto, come dire, martellato. Ma ancora non sembra aver subito danni questo coso. Ok, se adesso provassi a fare così, ok? E dai, rompiti! Non funziona niente con questa cosa. È veramente indistruttibile questo coso. Non ci sono versi di romperla. Dai! Niente ragazzi, ancora è vivo! Siamo arrivati al quarto punto. L'ho chiamato Rio. Rio, vieni qua, dobbiamo lavorare, non te ne scappare ora. Ah, eccolo qui in tutto il suo... Rio, fermo, in tutto il suo splendore. Allora, amico mio, dato che tu hai un becco bello forzuto che può aprire anche un corpo umano, ok, ho capito, devi aiutarmi non il mio corpo umano, devi aiutarmi a smembranare un giocattolo. No! Ecco, a Rio non piacciono i giocattoli, mi sa. Rio, adesso ti darò un giocattolo, sì, questo qui. Bravo! Vai Rio, al mio 3. Al mio 3. No, sul cameraman. Ok, dicevamo, vai tranquillo. Ecco, una nocciolina, bravo, una nocciolina. Dai, smembrano di lui. No, lui. Rio, lui. No, ok, vabbè, scusa, se ne va. Ora basta, mi sono veramente stufato. Per questo qui è arrivato la fine. No, mi ha tolto la parrucca. Per te, caro mio, è arrivata la fine. Ragazzi, lanciafiamme contro giocattolo indistruttibile. Andiamo. 3, 2, 1. Oddio, sta bruciando. Assistente, mi porti per favore tutti gli oggetti necessari. Ok, farò da solo, assistente, va. Dentro qui, guardate qui. È veramente assurda. Pronto, signor Rio? Mettiamola al centro tavola e accendiamo. A terra! Ragazzi, si è spaccato Rio!